Bene, la storia delle autobus, sapete, l'anno scorso io presento un emendamento che dice questo, perché io sperimento questa questione, cioè il Senato in tutto ha 12 macchine, 12 auto, al servizio dei senatori che hanno degli incarichi del presidente, dei vicepresidenti, si devono fare per questioni di rappresentanza, mentre i senatori hanno la loro auto. Fine. I deputati sono 20, quindi in totale sono 32 macchine. Se qualcuno di voi va a Roma vede solo auto e nella mentalità sono quelle dei parlamentari, perché questo è quello che penso. Quando io sono stato per un anno al Ministero dello Sviluppo Economico, mi sono accorto di una cosa simpatica. Primo, che tutti i dirigenti hanno un'auto blu che li va a prendere la mattina e portare a casa la sera. Quello le vedi anche, no? Perché se fossero 32 che guida su Roma non le vedi. Primo, cioè scopro che non la detta sta, che la segretaria del capo di gabinetto la vanno a prendere a casa e dico, questa cosa non funziona, secondo me è danno erariale. Allora, memore di questa questione, quando me ne viene fuori la storia dei problemi, dico, scusa, faccio io l'emendamento che dice che a parte il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera e del Senato, i ministri e chi è soggetto a tutela, no, perché in questo paese abbiamo dato la macchina alla detta stampa e non l'abbiamo data a Marco Biaggi. No, capiamoci, no, perché poi sono le solidità. Allora, solo questi possono eventualmente essere presi a casa, portati a casa, perché c'è un problema, ma tutti gli altri non esiste. Cosa vuol dire? Come succede nel privato, cioè io vado a lavorare con la mia macchina, poi se durante l'orario di lavoro la mia azienda ha varie sedi, durante l'orario di lavoro può essere che abbia la macchina aziendale o viceversa vado con la mia e mi rimborsano i chilometri. Questo succede veramente, il problema è succedere con la mia. L'emendamento l'ho fatto, mica passato, sapete. Ed era la manovra l'attimo di sangue. Anche quando l'ho detto al Presidente, scusi Presidente, se lei mi avesse detto, Presidente della Commissione, che era oltrone, cioè che era un di più, perché secondo te è già danno erariale, mi sarebbe già andato bene, l'ho ritirato. Ma tu mi dai lo spirito, vuol dire che ti va bene che sia così? Si è messo a balbettare. Quest'anno